Venerdì 10 giugno 2011 si è tenuto presso il Teatro Nuovo Giovanni da Udine l'evento Le Quattro Stagioni e i grandi concerti della Scuola Veneta, con l'esecuzione di brani tratti da Tommaso Albinoni, Giuseppe Tartini e Antonio Vivaldi, ed interpretati dalla Venice Baroque Orchestra con la direzione del violino solista Giuliano Carmignola. Sabato 11 giugno 2011, sempre presso il Teatro Nuovo Giovanni da Udine, si è tenuto il dialogo fra il Caravaggio e il Tiepolo, con l'intervento dell'avvocato Goldoni, da testi di Roberto Longhi e Carlo Goldoni. Ad entrambi gli eventi erano presenti il sindaco Furio Onsel e l'assessore al turismo e alla cultura Luigi Reitani. Atención, atención. Llegará muy pronto a los campos el más valiente pintor de este siglo, Juan Bautista Tiepolo. Sotto l'abile regia di Cesare Lievi si sono esibiti Paolo Fagiolo, Fabiano Fantini e Andrea Collavino. La sua luce è anche la mia, ma noi non l'abbiamo voluto nell'Accademia finché non ci dimostrò di conoscere la prospettiva, che almeno quella è scienza. Ma in natura non c'è prospettiva, c'è la veduta, e cioè quel che si vede. E così in arte non sarà mai altra scienza che della realtà. Tiepolo, salito in paradiso, incontra Caravaggio. Inizia così un'accesa discussione sull'arte, sul suo significato e sui suoi aspetti tecnici, con l'aiuto di immagini proiettate sui due schermi ai lati della scena. Il padre Pozzo moltiplicò nel soffitto la fabbrica di Sant'Ignazio, la volta dei Gesuiti la spalancò il Baciccio, il Giordano quella dei Riccardi a Firenze. Questi, i grandi della pittura moderna, portati dai grandi della terra. Il prossimo appuntamento, i luoghi del Tiepolo, Venezia, Udine, Würzburg, Milano, Madrid, con musiche eseguite dal Collegium Musicum Venezia, si svolgerà presso la Sala del Trono al Palazzo Patriarcale sabato 18 giugno alle ore 21. Ricordiamo inoltre la mostra Il Giovane Tiepolo, la scoperta della luce, allestita nel Salone del Parlamento al Castello di Udine, fino al 4 dicembre.